L'argomento che hai trattato, cederei la parola al direttore, all'ingegner Sanna, direttore dell'ippodromo di Bacino, e dopodiché al signor De Toni. Grazie mille, ringrazio innanzitutto il sindaco per l'invito e la parola insomma, che mi è concessa in questa platea numerosa, che significa appunto quello che è anche il significato e l'importanza che il cavallo, e in particolare in questa occasione il cavallino della Giara, ha per noi sardi e per tutto il territorio regionale. Mi fa piacere anche insomma, essere qui presente con il direttore dell'Agris e l'assessore regionale all'agricoltura, perché non posso che confermare con particolare apprezzamento l'impegno che in quest'ultimo periodo, dopo insomma, una serie di vicende e un dialogo intercorso che la Regione Sardegna sta indirizzando verso il comparto del cavallo in generale e in particolare comunque quello poi dell'ippica e degli ippodromi. Infatti adesso nel periodo invernale autunnale 2013 gli ippodromi sardi ospiteranno delle giornate di corse, in particolare sono 11, che vedranno incrementare di buona parte il monte giornate che da Roma viene assegnato per la disputa appunto della stagione ippica in Sardegna. Questo monte giornate che ha visto negli ultimi 5-6 anni un decremento quasi del 50%, anzi quasi più del 50% delle giornate di corse, che oltre al numero puro in sé, come diceva anche Fulvio Tocco, non è tanto la diminuzione del numero delle giornate di corse, ma questo comporta poi tutto una serie di mancanze, di mancate economie che arrivano al territorio della Sardegna per tutto quello che sta dietro, quindi a partire dall'impegno delle risorse umane, che si trovano ovviamente senza opportunità di poter praticare la propria attività, il proprio mestiere, quindi maniscalchi, veterinari, fantini, allenatori, le stesse scuderie che investono molto, quindi strettamente connesse con l'allevamento, e in questo caso quindi si è verificato grosse difficoltà. Quello che posso dire quindi, soprattutto in questo contesto, ritengo particolarmente importante quella che è la salvaguardia, quindi la valorizzazione del cavallino della Giara. Quale nesso può esserci anche con l'ippodromo? Sicuramente l'ippodromo oggi, per quella che è la situazione generale, non può limitarsi ad essere più un luogo dove si svolgono solo e semplicemente le corse dei cavalli e poi chiusa e finita la corsa si chiude il cancello e arrivederci alla prossima giornata. Deve essere un posto aperto al territorio, deve essere una vetrina del territorio e delle sue ricchezze e delle sue peculiarità. E qua in Sardegna ricchezze e peculiarità ambientali, paesaggistiche, dell'agroalimentare, ovviamente anche quindi il cavallino della Giara, ne abbiamo tante. Quindi quale occasione migliore per appunto mettere su questa vetrina anche questa risorsa che abbiamo. Un altro punto è sicuramente il fatto che avere una ricchezza di questo tipo nel nostro territorio fa sì che il cavallo, come tutti ben sappiamo, ormai dentro di noi nel DNA, non c'è bisogno appunto che lo dica io, avere il cavallo in casa da noi non è una cosa così stravagante come può essere per un milanese, e questo comporta sicuramente che averlo nel DNA si arriva poi a risultati d'eccellenza come quelli del signor Direttori, che come già detto, ma lo ripeto molto volentieri, ha portato la bandiera della Sardegna veramente in ogni angolo del mondo, con le sue vittorie e con le sue affermazioni, senza fermarsi alla sua persona, che ci ha trasmesso questa passione, questo DNA sicuramente anche al figlio Don Franco, che sicuramente non vi devo presentare io, ma che ancora in attività è veramente un fenomeno, insomma. Avere questo DNA sicuramente è una peculiarità che noi Regione Sardegna dobbiamo valorizzare e dobbiamo portare avanti, perché anche tornando alla questione della scuola agli infantini, è veramente paradossale che questa sia composta dall'80-90% dei ragazzi sardi, venga fatta in Toscana e non in Sardegna. Quindi anche per questo bisognerà sicuramente lavorare per poter anche investire sulla formazione, che è un elemento fondamentale, per poter valorizzare nella nostra terra questi ragazzi che da qui poi potranno partire, ma
sicuramente il fatto di essere formati in Sardegna, dove non mancano di certo le risorse umane per poterlo fare, insomma può essere un valore aggiunto. Quindi insomma io non ho altro da dire, ma ringrazio ancora per l'occasione, anzi con l'occasione al Sindaco dico che è il momento magari di aprire un dialogo proprio su diverse iniziative che si possono realizzare negli ippodromi della Sardegna in generale, ma anche a Villa Cido in particolare, proprio per valorizzare e mettere in mostra questo prezioso patrimonio che abbiamo, quello del cavallino della Giara, con magari delle corse, perché no? Assolutamente, un esperimento secondo me da provare, magari anche già da quest'inverno. Grazie. Grazie.